ormai 20ª puntata di Sardegna Sacra on the road. Oggi ci troviamo a Pau. Buongiorno da Ilaria e Adriana. Buongiorno a tutti. Oggi siamo in compagnia di Giulia Balsano. Buongiorno. Più tardi ci raggiungerà anche Cristina Ciccone. Cristina e Giulia dell'associazione Menabò gestiscono ormai da parecchi anni il Museo dell'Ossidiana. La puntata di oggi infatti si svolgerà qui a Pau e sarà interamente dedicata a questa tematica. Quindi Giulia, come sempre ti chiedo di dare un'anticipazione, ma prima facciamo il controllo se l'audio e video funziona ed è tutto ok, quindi vi ricordo di farcelo sapere nei commenti. Allora Giulia, prego, raccontaci cosa faremo oggi. Allora, faremo una perlustrazione di una parte del Monte Arci, che questo massiccio vulcanico è tanto grande, ci dedicheremo appunto all'Ossidiana e lo faremo da due punti di vista. Faremo una perlustrazione del Museo dell'Ossidiana qua nel piccolo paese di Pau. Con la collega Cristina andremo invece poi a esplorare le parti, quello che spesso noi chiamiamo il vero Museo dell'Ossidiana, cioè tutta la parte boschiva, quindi in particolare l'area di Senigeddu, dove abbiamo delle estese officine preistoriche di scheggiatura, quindi divideremo un po' questa puntata tra il dentro del museo e il fuori del Monte Arci. Grazie Giulia. Perfetto, quindi una puntata archeologica, una puntata dedicata insomma alla preistoria in gran parte, ma non solo, parleremo anche di geologia chiaramente, quindi di questo grande vulcano spento, il Monte Arci, che vedremo nel corso della puntata la sua importanza da tanti punti di vista, quindi mi raccomando seguiteci. Vi ricordo che noi come al solito siamo online con la puntata completa in cui vi racconteremo com'è andata alle 21:30, ma che prima nel pomeriggio vi daremo un'anticipazione con le foto della giornata. Sono molto felice di essere oggi qui a Pau con Giulia e Cristina, perché insomma è già da parecchi anni che collaboriamo. Giulia e Cristina sono archeologhe, quindi insomma ci conosciamo da tanto tempo e personalmente anche l'ossidiana è un tema che mi è piuttosto caro ed è veramente una grande ricchezza, anche una particolarità, un'unicità che forse diciamo non è così nota al grande pubblico, no? Spesso anche gli stessi sardi ne sanno poco di questa tematica, ma soprattutto potremmo dire che ha un'importanza anche a livello internazionale e mondiale. Questo è uno dei due musei al mondo unicamente dedicati all'ossidiana. Insomma, lo approfondiremo nel corso della giornata, quindi sia che siate digiuni dell'argomento, sia che invece ne siate appassionati, vi invitiamo a seguirci. Ora penso che abbiamo ancora abbastanza tempo. Adri, dimmi per favore. 8:03. Abbiamo tanto tempo, quindi vorrei chiedere a Giulia, dato che insomma questa ormai è una realtà abbastanza consolidata qui, perché è da tanti anni che gestite il museo, ti vorrei chiedere insomma qualcosa in più sia delle vostre attività attuali, sia, se ti va, anche di questo percorso nell'arco di questi anni, no? Come si è anche sviluppato, come si è evoluto. Sì, allora hai detto bene, facciamo parte di un'associazione culturale, l'associazione culturale Menabò, dal 2011, quindi abbiamo festeggiato in questi mesi il nostro 10° compleanno di gestione del Museo dell'Ossidiana, 10 anni di avventura stimolante, anche faticosa, questo va detto senza paura, perché le gestioni museali sono esperienze complesse e quando si tratta di musei così periferici, sia un po' per tematismo che geograficamente, siamo adesso al centro di Pau, che è una comunità piccolissima dell'Alta Marmilla, neanche 300 abitanti, quindi il lavoro che si conduce alle periferie di questa regione è faticoso, è stimolante perché è stimolante il tema, quindi negli anni lo abbiamo anche declinato da tanti punti di vista, quindi nella comunicazione, nella promozione, nelle attività didattiche. È una questione che sta particolarmente a cuore all'associazione Menabò, perché si occupa di didattica e di educazione in particolare riferita ai bambini e alle bambine, quindi questo è stato un settore che abbiamo portato avanti tanto all'interno del museo, collaborazioni con le scuole ma non solo, sia come museo che come parco dell'Ossidiana.
piuttosto che tutta una serie di eventi che nel corso degli anni ci hanno aiutato a raccontare l'Ossidiana, perché la potenzialità di questa materia è perché è straordinaria, perché si presta a tante declinazioni. Quindi il Museo dell'Ossidiana nel corso di questi 10 anni ha ospitato musica, teatro, mostre di vario genere, quindi la ricchezza è quella di potersi mettere in dialogo con altre forme di creatività e di espressività. Quindi l'archeologia e la geologia, hai detto bene, quando riescono a dialogare quei territori, quello dell'Alta Marmilla in primis, che ha delle peculiarità di cui magari poi parleremo nel corso della puntata, ma più in generale rispetto all'isola. Hai detto bene anche in questo caso, l'ossidiana è una materia affascinante, ma non è altrettanto nota. Quindi quello che noi spesso verifichiamo con piacere è che chi viene a trovarci al Museo dell'Ossidiana spesso scopre un mondo sconosciuto dal punto di vista archeologico, senz'altro, quindi un recupero della preistoria di questa nostra isola, ma anche dal punto di vista geologico. Grazie Giulia. Quindi insomma, come vedete, carne al fuoco per la puntata di oggi, ne abbiamo abbastanza. Sapete che io sono vegetariana, ma diciamo che rende l'idea questa espressione. Quindi insomma, assieme a Giulia e Cristina sviscereremo tutti questi meandri, no? In cui ci porta l'Ossidiana. Bene amici, noi siamo arrivate alla 20ª puntata. Vi ricordo che abbiamo deciso di fare una puntata in più questa settimana, visto che vi ricordo che è l'ultima, quindi quella di oggi e quella di domani sono le ultime puntate, per cui saremo online anche domani, quindi l'ultima puntata sarà domani, quindi seguiteci fino a domani. A questo punto io vi ringrazio per aver partecipato alla diretta, vi ricordo insomma che la vostra partecipazione attiva è un elemento fondamentale di questo progetto. Non ci sembra vero di essere arrivate ormai addirittura d'arrivo, no? Perché si attivano anche tutta una serie di meccanismi sia mentali che insomma, proprio siamo nell'ordine di idee già con tutto quanto l'ordine del giorno, e quindi sembra quasi incredibile che invece domenica abbiamo finito, ce ne possiamo tornare a casa, che per carità da un lato insomma c'è bisogno anche di fermarsi, come dicevo qualche giorno fa, di far sedimentare tutto quello che abbiamo smosso con questa esperienza, sia a livello di contatti, relazioni, che anche a livello nostro interiore, dell'esperienza che abbiamo fatto, anche proprio di arricchimento, nell'incontro di tante persone che fanno esperienze per certi versi analoghe alle nostre, per certi versi molto diverse, e quindi insomma questo incontro e confronto è stata veramente un'occasione di arricchimento reciproco, oltre che di divertimento, perché veramente credo che non ci sia una sola giornata in cui non ci siamo anche divertite, per cui insomma veramente siamo contente, devo dire che siamo contente di come è andata, chiaramente essendo tutti e due delle persone abbastanza ipercritiche, abbiamo già individuato tutte le cose potenzialmente migliorabili, ma vi invitiamo sempre a darci i vostri feedback, ovviamente in previsione di ulteriori progetti futuri. Lo abbiamo già detto, non sappiamo ancora bene dove ci porterà questa avventura, se faremo altre edizioni, se faremo qualcosa di diverso, sfruttando quelle conoscenze e quelle esperienze che abbiamo fatto ora, ma facendole evolvere in altro modo. Questo ancora è un mistero, ma di questi tempi bisogna da un lato cogliere l'attimo, dall'altro veramente imparare a vivere giorno per giorno, quindi progettando ma allo stesso tempo rimanendo sempre in contatto con quello che ci accade e che potrebbe cambiare ogni giorno e scombussolarci tutti i piani. Quindi siamo pronti a tutto, questo ormai lo possiamo dire dopo quello che abbiamo visto in questo mese. Bene, non continuo oltre, mi sa che siamo arrivati alla nostra ora X, per cui ancora grazie a tutte le persone che ci stanno seguendo e che stanno supportando il nostro progetto
con le donazioni e con l'acquisto dei prodotti sponsorizzati. Vi ricordo sempre che con una donazione riceverete in cambio un voucher per partecipare alle escursioni e viaggi di Sardegna Sacra. Quindi lo ricordo, è un progetto basato sulla circolarità, chi dà anche riceve. E ci vediamo questa sera. Ciao a tutti, buona giornata.